Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Elena Danielis, Buongiorno a segretaria tutti. regionale del Movimento 5 Stelle. Ben trovata. Buongiorno a tutti. Dunque, prima con il consigliere della lista Federica Grilli abbiamo chiuso parlando del nido di Roiano, sapendo che tra le parti, per richiesta dell'opposizione, c'è stato un incontro, c'è stato un confronto proprio tra le forze d'opposizione e il sindaco di Piazza, con la promessa di cercare un compromesso. Il sindaco ha anticipato di voler sentire la maggioranza di centrodestra per capire i margini di manovra. Oggi leggiamo dal piccolo, vediamo anche l'articolo: nidi ai privati, l'opposizione attacca, ma ora si contesta anche a destra. Il centrosinistra dice asili di Roiano e San Giovanni al pubblico. Brandi di Forza Italia: si smantella un'eccellenza, perché c'è anche chi dal fronte, diciamo, della maggioranza non è d'accordo sulla gestione mista pubblico-privata. Quindi, in attesa che ci sia questo momento di riflessione all'interno del centrodestra, poi si arriverà in aula con 121, se non sbaglio, emendamenti alla proposta di delibera che sicuramente, se poi analizzati uno per uno, andranno a compromettere in qualche modo un lavoro d'aula che a questo punto si promette essere lungo. Sì. La consigliera Richetti ce l'ha detto più volte: va lasciato al pubblico. Sì. Allora, ci sono una serie di considerazioni da fare. La prima fra tutte è un fatto di correttezza. Quell'edificio, quel nido, è stato costruito, è arredato, è strutturato con soldi completamente pubblici. Non c'è nessun investimento privato nella realizzazione di quel nido. La gestione di quel nido può essere fatta come la gestione di tutte le strutture della prima infanzia legate al Comune di Trieste, perché noi abbiamo ancora delle graduatorie da cui possiamo andare a pescare per il personale per riempire questo nido, per metterlo in funzione. Quindi non c'è una ragione per cui uno debba passare al pubblico, se non una valutazione di tipo economico, che francamente poco si addice a un ente pubblico. È un ente pubblico territoriale come un comune. La decisione che era stata presa con la delibera che viene contestata era quella di cedere la gestione del nido completamente a un soggetto privato, che avrebbe lasciato solo la metà dei posti in convenzione. Quindi noi costruiamo una struttura che di per sé è remunerativa, perché la gestione di un nido è remunerativa, e la regaliamo a un soggetto privato. Che mantiene metà della lista nel compendio pubblico. Sì. Convenzionati vuol dire che il comune ci mette del suo, non che il privato non guadagna. No, certo. Ok? Quindi noi regaliamo completamente una struttura perfetta, arredata secondo lo stato dell'arte, delle indicazioni sull'educazione della prima infanzia, con tutte le strutture perfettamente a norma, cosa che nelle scuole di Trieste non è sempre vero, e la regaliamo. È normale che l'opposizione dica: ma perché? Dopodiché noi sappiamo che il Comune di Trieste fa scuola, e da sempre, come area educazione, perché abbiamo sempre avuto delle strutture di eccellenza, perché abbiamo sempre avuto un servizio di eccellenza. E come giustamente dice la Brandi, è un fiore all'occhiello della nostra gestione, cioè del nostro comune. Quello che spaventa di questa delibera non è, o meglio, è parzialmente il fatto di dare questo nido in gestione al privato, ma è l'indicazione che viene data attraverso la delibera, che sembra indicare una gestione sempre più privata dell'educativa della prima infanzia. Apre la strada a una non modalità solo apre la futura. strada, ma in delibera si cita anche il nuovo nido di San Giovanni. Sì. Quindi significa che d'ora in poi la gestione della prima infanzia sarà demandata sempre di più, finché non sarà completamente demandata al privato. Ora, cosa vuol dire privato? Vuol dire cooperative. Io non demonizzo le cooperative, ci sono cooperative che funzionano meravigliosamente. Qual è il punto del privato però? Il profitto. Ora, il profitto si può ottenere in molti modi,
Ma stando che le rette delle strutture educative sono più o meno tutte allineate, se uno vuole ricavarsi un margine, su cosa va a risparmiare? Sul costo del lavoro, perché è quello, l'unica leva che ha il privato. Noi sappiamo che nelle strutture private il personale non è felicissimo e ha un turnover pazzesco. Questo turnover incide sulla serenità dei piccoli ospiti, perché un nido significa che un bambino molto piccolo viene affidato alla struttura e i bambini piccoli hanno bisogno di continuità, cosa che il privato in questo settore non può garantire. Questa è una delle 1000 considerazioni che vengono fatte di ordine di rispetto e dignità del lavoro, nell'ordine della qualità del servizio, nell'ordine della correttezza, del fatto che il pubblico faccia un investimento per poi far guadagnare un privato, che non sta né in cielo né in terra. La delibera è scritta molto male, peraltro ci sono dei pezzi assolutamente anacronistici. C'è un momento in cui nella delibera viene scritto che uno dei grossi problemi della gestione pubblica di queste strutture è il fatto che, ahimè, succede che alcune educatrici restino incinte e quindi abbiano necessità di un congedo di maternità. Ora, che un comune scriva una cosa del genere in una delibera è folle, noi dobbiamo garantire i diritti dei lavoratori. Poi, voglio dire, questa giunta, la giunta della famiglia, la natalità, l'italianità, che poi se la vada a prendere con le educatrici che mettono su famiglia è assurdo, no? È assurdo da tantissimi punti di vista. È un ente pubblico, è una pubblica amministrazione, non è possibile che non prenda in considerazione i diritti dei lavoratori, i diritti delle donne, non prenda in considerazione il fatto di agevolare in modo illogico un ente privato. Cioè, ci sono tutta una serie di ragionamenti che andrebbero fatti su questa cosa qui. E trovo che sia interessante che anche la maggioranza su questo sia spaccata, perché ovviamente non tutti accettano questa presa di posizione. Questo è infatti la situazione. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. No, sembra non esserci nessuno in linea. No. Le volevo fare una domanda prima di andare in pubblicità proprio su questo. Allora, stando a quello che ha detto il sindaco recentemente, buona parte di questa decisione è data da un fattore economico. Sì. Cioè ha detto mantenerlo pubblico e quindi assumere educatori, fare in modo che funzioni con le forze pubbliche costa. Affidarlo al privato ci permette un risparmio, l'aveva detto proprio l'altro giorno in un'intervista telefonica per in qualche modo motivare la scelta di voler fare questa operazione di cui stiamo parlando. La domanda però che io pongo in maniera aperta, insomma ovviamente lei è qui lei oggi per rispondere, quanto costa effettivamente di più? Perché poi magari fra le maglie del bilancio si può anche trovare una soluzione. Ma è ovvio che si può trovare una soluzione. Secondo me non è un fatto di costo. È vero, una voce importantissima del bilancio del Comune di Trieste in termini di uscite sono i servizi educativi. È vero, perché abbiamo scuole dell'infanzia, perché abbiamo scuole materne, perché abbiamo i ricreatori. E quindi tutte le spese di gestione e di personale sono spese fisse che ricadono sul bilancio. È vero, però è anche vero che affidare servizi ai privati non è più economico, semplicemente la spesa, che di solito è più alta, viene spostata dai costi fissi ai costi variabili, avendo un'altra gestione molto più libera, diciamo. È anche vero che in questo specifico caso il privato viene ad affittare una struttura, quindi il costo del comune in qualche modo si bilancia, però è anche vero che il comune è tenuto a fare la manutenzione di questa struttura, per cui non è vero che non ha costi, non è vero che non ha costi e non è vero che non ha, però è vero che non ha introiti, perché mentre i nidi comunali sono anche un introito, i nidi privati gestiti così sono
non lo sono. Non lo sono. Io adesso non sono un contabile, non ho fatto i conti precisi, ma ritengo che in generale l'esternalizzazione di servizi pubblici verso il privato non faccia risparmiare il pubblico, però faccia diminuire il servizio. Adesso cito una cosa a sproposito, voglio dire, quello che succede nella sanità oggi, la continua privatizzazione di piccoli pezzi della sanità dimostra che la qualità del servizio cala, il costo del servizio non scende. Quindi si tratta di una presa di posizione politica, si tratta di una scuola di pensiero. La Giunta sembra voler andare verso il modello lombardo, che è completamente diverso da quello che era il modello del Friuli Venezia Giulia fino a una quindicina d'anni fa, che era un modello d'eccellenza. Cioè noi stiamo buttando via la nostra eccellenza inseguendo un modello che eccellente non è. Abbiamo una telefonata, poi pubblicità, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, prego. Buongiorno, saluto a lei, alla redazione, agli ospiti e tutti i telespettatori di Tele4. Allora, devo portare questa riflessione qua. Allora, con quello che ha detto la gentile ospite, personalmente sono d'accordo non su tutto, di più, perché in effetti fa un'analisi del stato quo della situazione che veramente, diciamo, è drammaticamente reale. Premetto, per quello che devo dire, non sono d'accordo con la politica economica del Comune di Trieste, perché reputo che in base ai dati forniti dal Comune di Trieste, da chi ci governa, la politica di sviluppo economico di Trieste sia fatta con le parti basse del corpo e non con le parti alte del corpo, no? C'è però un però che va assolutamente evidenziato, e questo lo parlo per cognizione di causa. Allora, se noi andiamo a vedere le norme europee, una cosa che le norme europee, diciamo, stanno spingendo, in particolar modo l'Italia, perché l'Italia, voglio ricordare che le norme europee sono, diciamo, di rango superiore a quelle italiane, è una privatizzazione da parte della sanità e da parte della, diciamo, della scuola. Ora, quello che sta facendo semplicemente il Comune di Trieste non sta nient'altro che applicando, mi sentite? Sì, prego. Non sta nient'altro che applicando pari con il principio della rana bollita, perché se noi stiamo vedendo quello che sta succedendo in sanità, ci stanno abituando pian pianino a, diciamo, rivolgersi al privato, ma è una cosa pilotata, voluta. Non sta facendo nient'altro pari quello che l'Unione Europea vuole che tutti facciano, cioè la privatizzazione della scuola e dei servizi sociali. Sarà un paradosso, però è un dato di fatto reale, ci sono una montagna di documentazioni. Il drammatico è che la privatizzazione, come saranno operative in un futuro, che non si dica, sono talmente tanto crudeli che perfino loro hanno vergogna, diciamo, di metterle in evidenza. Grazie, buongiorno. Grazie, allora magari lo teniamo come riflessione dopo la pubblicità, cioè una sorta di regia europea che accaduta potrebbe interessare anche comuni come Comune di Trieste. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, venerdì 30 maggio con Elena Danielis. Buongiorno a tutti. In studio con noi del Movimento 5 Stelle. Prima il telespettatore parlava di, in qualche modo, un'influenza europea anche su decisioni di questo tipo, come quella di cui parlavamo prima, ovvero la delibera dell'asilo di Roiano, che punta a una gestione mista pubblico-privata dell'asilo stesso. Allora, sì e no, nel senso che sono d'accordo su alcune cose che ha detto l'ascoltatore prima, ma le direttive, cioè, l'Europa funziona per direttive e raccomandazioni. Sta agli Stati membri recepirle, per cui non è che sia completamente una normativa di rango superiore. Secondo punto, non interviene direttamente, per quel che io ne so, sulla privatizzazione dei servizi, interviene sul livello dei servizi, sui diritti, interviene su alcuni temi generali e trasversali. Poi può essere interpretata, chiaramente.
ma non mi pare che paesi come la Germania e la Francia, che sono pure europei come noi, vadano verso la completa privatizzazione del servizio, anzi, in termini di sanità e di scuola. Eppure la normativa europea vale per tutti noi, quindi non credo sia proprio così. Ok. E non credo che sia sempre colpa dell'Europa, ce lo dice l'Europa, ce lo dice l'Europa. È una scusa usata in politica in Italia per fare cose impopolari e non è quasi mai è vero. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Prego. Sono Silvia. Sì. Saluto la signora Danielis, che conosco anche personalmente. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Io vorrei ricordare così timidamente, ma neanche tanto, ai politici di maggioranza, che l'opposizione non è la signora Danielis o non so un altro consigliere, siamo noi cittadini, e vorrei ricordare che la maggioranza governa con la metà della popolazione, neanche al governo sappiamo che hanno una percentuale misera e governano perché ci sono le leggi elettorali fatte veramente male, fatte ad hoc per poter vincere, insomma, ecco, per poter governare. E quindi l'opposizione siamo noi cittadini. E non è che noi stiamo facendo la rana, non è così, perché non siamo abituati per niente. Noi anzi siamo indignati, siamo stufi, siamo stanchi di questa cosa qua, specialmente quel che riguarda la sanità, che è una cosa importante. Quindi trovo che veramente sia un discorso anche violento, se vogliamo, questo qua. Come dire che ci abituiamo, non è così, non siamo abituati, abbiamo una situazione drammatica. Il punto prelievi del maggiore ha fatto aspettare 15 giorni una persona e poi questa persona era affetta da linfoma, cioè voglio dire dal medico di base, che incominciano anche loro a scantinare molto, non sono più i medici di una volta, non sono più attenti, non ti ascoltano e cercano di sminuire. Non tutti, si parla, purtroppo c'è l'andazzo, ecco, di sminuire i tuoi sintomi in modo che ti toglie fuori dalle scatole e non ti prescrive niente, perché probabilmente, anzi sicuramente dall'alto hanno delle disposizioni di non dare esami, di non dare troppi farmaci solo a pagamento, quello sì. Farmaci che si possono comprare, che si devono comprare e pagare, quelli vengono dati. Cioè c'è un andazzo a cui nessuno si abitua, ma neanche quelli di destra, perché io sento gente che è profondamente di destra che si lamenta di questa cosa qua. Ma l'unica cosa è cambiare voto, cari signori. E solo quello ci vuole. Io non sono comunista, ben inteso, ma voterei sicuramente per quei partiti che hanno nei loro principi i servizi pubblici e non privati. Ecco, grazie e buongiorno. Grazie a lei. Prego Daniele, se vuole aggiungere qualcosa a quanto ha detto la signora, che sposa un po' l'idea di cui la corsa verso le privatizzazioni in Italia è bipartisan, non c'è è stata portata avanti parte dalla destra e parte dalla sinistra. Questo è anche vero. Posso dire che il movimento è per il servizio pubblico, per la scuola pubblica e per gli investimenti sulle infrastrutture pubbliche, in mano al pubblico. Noi abbiamo cominciato tanti anni fa con il referendum per l'acqua pubblica, per la gestione pubblica delle risorse, e fa parte del DNA del movimento. Ci sono delle battaglie in cui troviamo spalla nel centro-sinistra e altre in cui meno, ma alla fine in questa fase nel comune di Trieste, sull'asilo nido, siamo tutti schierati dalla stessa parte. Allora andiamo in pubblicità, sono le 9:30, ci fermiamo brevemente, torneremo poi con voi tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle.
Abbiamo sin qui parlato della questione dell'asilo di Roiano, anche con diversi punti di vista interni alla maggioranza, una maggioranza che a livello regionale in queste ultime settimane ha fatto parlare di sé per quella che abbiamo chiamato giornalisticamente la crisi del centrodestra, poi risolta con il tavolo, diciamo, di coalizione. Com'è stata vista diciamo, dalla parte dell'opposizione, da parte del Movimento 5 Stelle? Io l'ho guardata con una certa curiosità perché non ne capivo gli obiettivi. E poi si è risolta come una tempesta in un bicchiere d'acqua, cioè, non è successo niente. Quello che sembrava un confronto muscolare tra Lega e Fratelli d'Italia si è risolto in nulla. Curiosamente, avrebbe potuto portare a tutta una serie di conseguenze. Io mi sono chiesta perché. Vogliono chiudere l'esperienza di questa amministrazione per andare prima ad elezioni entro ottobre in modo da avere ancora un mandato di Fedriga? Questo poteva essere, mi sembrava tirata per i capelli in effetti, però avrebbe potuto essere. Si cerca un nuovo equilibrio, un rimpasto di governo? Che non c'è stato alla fine. Non c'è stato, no? Non so, mi sembra che la Lega in questo non abbia fatto una gran figura, ha fatto la voce grossa e poi si è ritrovata con un pugno di mosche. Non ho francamente capito qual era l'obiettivo vero, ecco. Ok. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Ecco, sì, buongiorno, non so se avete già parlato di questo tema perché è un po' fuori mano. Quindi una domanda, così anche un'osservazione, no? Cioè io capisco la posizione dell'opposizione che deve sempre dimostrare il suo disappunto su certe linee, no? Però parliamo appunto della guerra di Gaza e dell'Ucraina. Io vedo tanti movimenti che hanno le bandiere pro-Pal, che sono lì sulla piazza, che si sfegatano, eccetera, eccetera. Forse perché alle spalle c'è un paese come Israele che è sostenuto da un paese come gli Stati Uniti. Però dico, tutta questa manifestazione, e non è qui per fare delle tifoserie, tutta questa manifestazione non vedo una bandiera o una realtà che dimostri il nostro disappunto contro la Russia, che comunque è la causa di questa guerra in Ucraina, forse perché la Russia ha la mano pesante, dove noi se ci spostiamo da una certa linea ci danno un colpo e ci schiacciano come un moscerino. Allora ecco tutti sulla piazza, perché ci sono stati 200.000 morti civili, senza contare i militari, in Ucraina, e nessuno dice niente. Gli ucraini chiaramente vengono accolti in Italia senza fare grosse confusioni, e allora io dico, questa posizione, al di là di quello che è il colore, perché comunque 5 Stelle è sempre stato il primo a dire non facciamo la guerra, ma al di là del colore, perché non cerchiamo veramente di mettere insieme 27 paesi europei, piuttosto che 4, che sono quei deficienti che vogliono portare avanti la guerra, per andare appunto a sostenere una guerra che ormai è già finita, che è già conclusa. Cioè, la Russia non si sposterà mai dai paesi da quello che ha occupato, mai. La Crimea l'aveva già occupata 10 anni fa, per cui a questo punto io dico un'osservazione, un approfondimento, e la vostra esponente, la vostra ospite, che può magari buttare un granello di sabbia nel mare, ma ci sia questa veramente iniziativa di pace, a parte il Papa eccetera, perché veramente andiamo di fronte a una realtà dove noi non possiamo fare nulla. Eppure dobbiamo mantenere un rapporto con Macron che si fa schiaffeggiare dalla moglie, con quell'altro lì tedesco che è arrivato ieri, con Starmer che per necessità di potere adesso si avvicina all'Europa, pur avendo fatto già gli accordi dei dazi con gli Stati Uniti, eppure essendosi allontanato con la Brexit. Per cui veramente prendiamo una coscienza di noi stessi, senza poi parlare di Meloni contro Meloni, cioè cerchiamo di essere uniti per un motivo molto semplice, la pace. Perché a noi serve la pace. Abbiamo una guerra all'interno dell'Europa. Vogliamo continuare altri 3 anni? La guerra è già persa per gli ucraini. Sosteniamo una pace, perché non c'è una giusta pace, come non c'è la giusta guerra. Ecco, questo è un po' una mia osservazione. Grazie e buongiorno. Grazie. Grazie, la pace è sempre giusta.
E non potrei essere più d'accordo. Il grande assente in tutti questi scenari internazionali è proprio l'Europa, che non ha una politica estera comune, che non ha una linea comune, che non ha saputo prendere una posizione comune nei confronti della Russia, nei confronti degli Stati Uniti, però io non confonderei Gaza e Ucraina. A Gaza c'è un genocidio, c'è della gente inerme che viene lasciata morire di fame dal governo israeliano, non dagli israeliani, dal governo israeliano, separiamo le cose. Certo, certo. La mobilitazione per Gaza è una mobilitazione per i diritti umani, è una mobilitazione per la vita, per salvare qualche bambino, quelli che ancora riusciamo a salvare, per far avere aiuti ai palestinesi, per ritrovare l'umanità, per non sentirsi così colpevoli, perché siamo corresponsabili, perché Israele è un paese alleato dell'Italia. Siamo corresponsabili, quel sangue che ricade anche su di noi e non si può non schierarsi in quel caso. Completamente diverso è lo scontro tra Russia e Ucraina. La Russia ha invaso l'Ucraina, è indubbio. C'è un pregresso, ci sono 15 anni di guerra civile in Ucraina. Le questioni internazionali non sono mai semplici, non ci sono mai i cattivi e i buoni, poi la storia viene scritta da chi ha la forza di scriverla. Però proprio sull'Ucraina la responsabilità della comunità europea è enorme, perché lì proprio non ci siamo stati e non ci siamo stati mai, abbiamo in qualche modo accondisceso a una posizione che era più statunitense che europea. E questo è molto grave, ma l'Europa si dimostra debole sul piano internazionale non da oggi, ecco. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta e buongiorno all'architetto. Buongiorno. Quasi Gianni che parla sempre di sue monade. Volevo solo ricordare che la signora Brandi, ex assessore di Forza Italia, è stata la prima che grida acqua alle corde per questo problema. Questo volevo dire, sì, perché Trieste, col suo asilo del 1855, che è quel di Drio via Torcuccherna, che è anche via dell'asilo, fra l'altro, no? E quando che si venuto l'Italia, perché era tanti muri, ma ho già detto l'altra volta ste monade, no? Beh, volevo dire, quando si è venuto l'Italia ha scelto esempio di Trieste per tantissime robe. Una di queste era l'asilo, non solo l'asilo, ma anche la cassa mutua, ma anche quella dei come si chiama, quelli spazzacamini, ma anche quelle delle donne che potevano andare in un posto dove che aveva tante macchine di scrivere e di cucire. Cioè Trieste è stato un esempio e per me parlo per storia e per civiltà. Noi abbiamo questa storia che è la maggior civile che può essere perché va incontro ai fioi. Siccome anche me sono andato in asilo, sono dell'anno 34 e so per le famiglie povere quanto aiuto che era. Io non sono contro uno contro l'altro. In questo momento sono con voi perché con voi lotte come che lotta me, come che sta lottando me, come sta lottando la signora Brandi, immagino. E mi dispiace che nel comune sia queste divisioni fra la destra, perché mi dispiace, io non sono della sua parte, io ho sempre votato di Piazza e tutti quegli altri del centrodestra, non ho mai votato voi, ma oggi avete ragione e mi do ragione. Vi saluto augurandovi una buona domenica e già che prima il dottor Grilli penso ha parlato dei libri, che ha una pila di libri quando che va a annudare, che
che vai in ferie, insomma, e che leggi. Auguro a tutti che leggi un po' dei libri, perché con i libri si può viaggiare senza aver soldi. È vero, è Sì, vero. guarda. Grazie Gianni. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie. Sì, ci sono grossi Sì, torna diciamo sul discorso di grossi prima, commenti da fare. anche per approfondire la sua posizione a riguardo. Una mail dice: mi dispiace che di tutta l'erba si faccia un fascio, parla di sanità la telespettatrice che scrivere. La mia dottoressa è molto brava, scrupolosa, mi ascolta, è molto ben organizzata per gli appuntamenti e per inviare le ricette, per finire è una segretaria favolosa, scrive Sonia, riguardo al discorso dei medici. I professionisti della sanità in questa regione sono spesso eccellenze, però il problema non è il singolo professionista sanitario, il problema è l'organizzazione, la gestione della struttura, la programmazione che è molto carente e che lascia spazio, anzi crea secondo me volontariamente la necessità dell'intervento privato. L'abbiamo visto in qualsiasi privatizzazione di servizio pubblico. Prima tu fai fallire il servizio pubblico, cioè fai in modo che funzioni male, disorganizzato, sotto organico, sottofinanziato, poi dici guarda, il pubblico non funziona, bisogna sostituirlo col privato. Ha funzionato così sempre, dappertutto, tutte le privatizzazioni di servizi pubblici fanno quest'iter e lo stiamo vedendo anche sulla nostra sanità. Per fortuna esiste una cosa che si chiama partecipazione e mobilitazione popolare. Ci sono comitati, ci sono associazioni, ci sono liberi cittadini che si stanno mobilitando per opporsi a questo percorso che sembra ineluttabile, che sembra inarrestabile, ma è arrestabile. La chiave per imporre la volontà popolare sulla classe politica è il consenso. Se la classe politica vede che gli viene a mancare il consenso e quindi la possibilità di essere rieletti, questo è un deterrente enorme. Certo. Sì, perché è quello. Sì, Non la leva politica. Telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Gabriella Largo Barriera. Prego. Sono contenta che Gianni abbia detto quelle parole, che non ho la maglietta, no? E voto e dico, e se il partito dice io dico, no, ha il ragionamento di una persona pensante che dice il servizio è buono, il servizio, io ho mandato i miei nipoti e i miei figli, sono andati a scuola e così, io ho avuto sempre un buon servizio come con la sanità, esattamente uguale. Perché dobbiamo perdere questo? Perché dobbiamo andare a un privato? Io sono di origine argentina, ho cresciuto in Argentina, i miei genitori hanno pagato sempre il privato perché non c'era niente, c'era dopo, sì, quando le cose si mettono male il privato non ti assiste e quindi termini nell'ospedale pubblico. Come le è successo a mio padre, quando aveva il cancro dovevo andare al pubblico perché il privato non riusciva a avere l'assistenza buona che ha il pubblico, le macchinarie buone e tutto che ha il pubblico. Quindi pensate bene, il privato non è il buono. Non è il buono. Pagare l'asilo che ha fatto il comune con i nostri soldi è ridicolo, in che testa? E quindi chiedo a queste nonne che chiamano e dicono di pensare che il privato non è la soluzione per noi in questo momento, non è la soluzione. Ho 2 figli fuori, che guadagnano più di mio marito. Se vogliamo copiare l'Europa, cominciamo a cominciare a copiare con le paghe, esatto, con le pensioni. Incominciamo con la qualità di vita, con le strade, copiamo quella Europa, perché io sono andata in Germania, sono andata in Austria quando abitavo in Austria mia figlia, vado in Spagna, vado in Amsterdam e vedo una qualità di vita molto migliore. Però le paghe sono molto migliori, Sì, migliori. Bene, grazie. Grazie mille. Grazie Gabriella. Beh sì, sul salario europeo, diciamo, e la differenza tra l'Italia e gli altri tocca un'erba scoperta. I nostri salari sono in discesa dagli anni 90 come potere d'acquisto, ma anche come valori assoluti, in completa controtendenza con il resto d'Europa. Assolutamente. Non c'è un paese d'Europa dove i salari dagli anni 90 sono scesi invece che aumentare, siamo gli unici.
Questo, secondo noi, induce la necessità di fissare un salario minimo, come hanno tanti altri paesi europei. E quella battaglia per il salario minimo nasce da questo. Che iter sta seguendo questa battaglia? Perché non mi pare che il governo la stia prendendo in considerazione. No, il disegno di legge è depositato e in attesa di essere discusso. Ma la battaglia è lì, nel senso è ferma. Sì, noi continuiamo a sostenerla, ma l'opposizione in questo paese non ha la forza di imporre una discussione in Parlamento. È la maggioranza che calendarizza le discussioni in Parlamento. Certo. E quindi per il momento siamo ancora lontani, però siamo contenti che intorno a questa proposta di legge si sia poi coagulato un consenso trasversale in tutte le opposizioni e nelle principali associazioni di categoria. Quindi il salario minimo è adesso una battaglia condivisa da un vasto schieramento, quindi speriamo prima o poi di arrivare all'obiettivo. Ecco, a proposito di obiettivi, è importante che approfitto del fatto che mi avete invitata per ricordare che l'8 e il 9 giugno si va a votare, che ci sono i referendum, che ci sono 5 quesiti, che 4 quesiti sono sul diritto del lavoro e uno è sulla rappresentanza, sulla cittadinanza. Uno può scegliere cosa votare, non deve necessariamente accettare tutte le schede. Se uno è ideologicamente contrario al quinto quesito, e ne ho sentiti moltissimi, può farsi dare le 4 schede sul lavoro e votare solo quelle. Ok? Io personalmente andrò a votare, prenderò tutte e 5 le schede, farò 5 sì, io. Però ognuno poi decide secondo quello che è il suo pensiero e la sua costruzione ideologica, insomma. Però voglio dire, è importante andare a votare perché è fondamentale esercitare il proprio diritto di cittadinanza, proprio di ogni cittadino italiano. Ed è fondamentale andare a votare perché questi referendum sono cruciali per tutta una serie di cose, per il diritto del lavoro, per la dignità del lavoro, per cercare di mettere un freno alle morti sul lavoro, perché il quesito che incide sulla catena di responsabilità negli appalti è indirettamente un sistema per arginare il lavoro a rischio e quindi gli incidenti e i morti sul lavoro. È una strage. Noi perdiamo 3 lavoratori al giorno in Italia, 3 persone al giorno muoiono sul lavoro. È una strage pazzesca. Vero, assolutamente. E quindi per mettere un freno alla cosiddetta flessibilità, che è precarietà, chiedendo che per i contratti a termine ci sia una causale. Perché ho bisogno di un lavoratore a termine? Non lo prendo a termine tout court, devo spiegare perché mi serve a termine. Per mettere un freno ai licenziamenti illegittimi. Perché oggi se uno ha il contratto a tutele crescenti che è introdotto dal Jobs Act, è un lavoratore fragile, nel senso che il datore di lavoro sa esattamente quanto gli costa licenziarlo a prescindere dalla causa. E ci sono tutta una serie di ragioni importantissime per cui è cruciale, anche per le nostre generazioni future, per i giovani, per chi adesso si affaccia al mondo del lavoro, non per i vecchi che non hanno quel brutto contratto molto spesso, ma è importantissimo andare a votare perché siamo una società che ha bisogno di tutelare i propri lavoratori, in termini economici ma anche in termini di diritti che pian piano stiamo andando a perdere. Le leggo una notizia dal Piccolo Online, è morto Don Pier Emilio Salvadè, punto di riferimento della diocesi di Trieste, come leggiamo dal Piccolo, questo insomma il suo volto, molto riconoscibile in città, anche per i tanti anni in cui Don Pier Emilio ha lavorato, operato per la diocesi triestina. Leggo, è morto nella casa parrocchiale dove abitava Monsignor Pier Emilio Salvadè, 80 anni, fino all'ultimo ha svolto il ruolo di prete che lo aveva contraddistinto nella sua vita. Nato
l'8 settembre del 45, ordinato sacerdote l'8 dicembre 79, Don Pier Emilio è stato un punto di riferimento della diocesi, anche ricoprendo il delicato ruolo di economo della Curia di Trieste, nonché quello di vicario generale. Questa è la notizia del piccolo Per un online. periodo ha gestito la diocesi sopra casa mia, quella su via San Pasquale. Ok. Insomma, volto anche Se lo rionale, conoscevo, sì. conosciuto. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Mi scuso, ho richiamato, sono Gino. Gino, ci dica, Gino. Volevo dire alla signora una cosa, se posso, Prego. se no chiudo. Prego. Cioè, i 5 Stelle che un po' di anni fa erano quelli che volevano promuovere un referendum per vedere se era possibile uscire dall'Unione Europea, Dall'euro, adesso sì. sono dei sostenitori sfegatati dell'Unione Europea, pur sapendo tutti gli inconvenienti che stiamo inglobando nella nostra economia a causa di questa sovrastruttura inutile e anzi dannosa. Noi siamo entrati in Europa tagliandoci il 50% delle nostre risorse. Bisognava avere 2000 lire per avere un euro, quando in Germania il marco era un euro. Cioè, noi abbiamo tutte le caratteristiche da spararsi da soli, no? E abbiamo accettato e continuiamo a accettare questa schiavitù. Non serve a niente, non serve per fare pace, non serve per fare economia. L'automotive è distrutto a causa di regole green che non servono a niente e che adesso anzi sono messe da parte perché bisogna fare missili e bombe. Ma è una pazzia e i 5 Stelle continuano su questa strada. È una cosa, e per questo la gente non va a votare, perché non c'è nessuno che ha l'idea chiara di cosa fare per uscire da questa melma. Grazie, buongiorno. Daniele. Ma io non credo che l'Unione Europea sia la causa di tutti i mali. Io credo che l'Unione Europea sia uno strumento utile. All'epoca si fece, scusate, una battaglia in polemica con l'allora maggioranza sul fatto di poter uscire dall'euro e imporre il proprio peso in Europa, no? Questo è un grosso problema dell'Italia. L'Italia sembra non essere in grado di imporre il proprio peso in Europa. L'Italia è uno dei fondatori dell'Unione Europea, l'Italia è uno dei principali contributori dell'Unione Europea, eppure a livello di politica europea contiamo molto poco. La domanda è perché? Perché la politica europea si fa a Bruxelles e si fa su tavoli di contrattazione continui, costanti, su qualsiasi settore, qualsiasi argomento. Da quei tavoli di contrattazione escono le cosiddette direttive e le cosiddette raccomandazioni, che poi sono le linee guida che dovrebbero venire recepite nei paesi europei. Bene. Se noi non siamo a quei tavoli, e noi purtroppo non ci siamo, perché la classe politica italiana si fa eleggere in Unione Europea per poter poi fare 5 anni di campagna elettorale in Italia senza preoccuparsi di quello che succede in Unione Europea. Questo fanno i politici italiani. Sono rare le eccezioni. E invece bisogna esserci su quei tavoli e bisogna difendere il proprio interesse nazionale. Se noi non lo facciamo, noi siamo vittime degli interessi degli altri, perché sono quelli che passano. Ma non passano perché sono brutti e cattivi, passano perché noi non ci siamo. Noi continuiamo a eleggere persone che usano l'Unione Europea come fonte di finanziamento per poi farsi una campagna elettorale personale in Italia. I nostri politici in Unione Europea sono i più assenteisti di tutti. E non parlo dei miei, i miei sono sempre lì. Il 5 Stelle ha questa filosofia: mi eleggi lì, io lì resto e faccio il mio. Ma vi ricordate qualche anno fa la polemica su Salvini? Su Salvini, si ricorda. E quello è il punto, non c'è solo Salvini, è un comportamento diffuso, l'assenteismo totale a quei tavoli, che sono così importanti, per poi dire è colpa dell'Unione Europea. No, è colpa tua. È colpa tua che non eri lì e non hai difeso il tuo diritto.
E in questo modo noi perdiamo DOC, perdiamo battaglie sull'agroalimentare, vediamo passare politiche industriali che non ci riguardano, perché il tessuto industriale italiano è diverso dal tessuto industriale tedesco o francese. Noi abbiamo un tessuto fatto di micro e piccole aziende. Loro hanno un tessuto fatto di medie e grandi aziende, ci sono degli interessi industriali completamente diversi. Se noi non siamo lì a difenderli, è chiaro che passano le proposte favorevoli a quei tessuti industriali e non al nostro. Ma è un problema nostro, non dei tedeschi. Siamo noi che manchiamo. Però poi diamo la colpa agli altri, che è un lavoro molto popolare in Italia. Cioè quello di... È sempre colpa di qualcun altro. Dare la colpa a qualcun altro. Sì. Bene, noi Danielis dobbiamo andare in chiusura. Grazie. Vedo se ci sono mail, ce n'è una, unico paese con euro che ha i redditi fermi da 16 anni e diamo la colpa all'Europa e non ai governi italiani, un po' quello diceva adesso lei. E nessuno di questi che guarda il disastro che è stata la Brexit, non raggiungendo nessuno degli obiettivi che gli exiter volevano, ma infatti ci sono stati dei passi indietro, o meglio, dei passi di riavvicinamento da parte del Regno Unito nei confronti dell'Unione Europea, l'abbiamo visto proprio con Starmer in questi giorni. Andiamo in chiusura, Danielis, grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Una buona giornata, un buon proseguimento Buona a lei, giornata a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti. Sveglia Trieste torna domani mattina, vi anticipo che saranno ospiti Riccardo La Terza di Adesso Trieste e poi Marco Restaino del gruppo speleologico, quindi ci sarà uno spaccato diverso del quale poter parlare domani mattina dalle 9 alle 10. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie, buona giornata.